Ed è una buona sera quella che vi facciamo per venire dalla Pala Catania, dove si affrontano per l'8ª giornata della Serie A targata quinto la meta e il Savia Testa Mantova. Buonasera da Lorenzo Poliselli, avrò l'onore di accompagnarvi in questo match tra due squadre che hanno sicuramente ambizioni di classifica diverse, ma hanno sicuramente altrettanto un'ambizione in comune, che è quella di fare dei punti questa sera. E andiamo subito nel vivo di quello che il campo potrà dirci e cominciamo dai padroni di casa, dalla Meta Catania, la squadra capolista in questo momento in Serie A con 16 punti, 5 vittorie, un pareggio, una sconfitta, 30 gol fatti, che ne fa il secondo migliore attacco del campionato, e 19 gol subiti, che ne fa la settima miglior squadra in questa particolare voce. Ci sono 6 squadre che hanno fatto meglio, e questa magari è una cosa sulla quale torneremo nel corso della telecronaca. Passiamo un attimo invece sponda a Savia Testa Mantova, squadra nona con 9 punti, che non conosce fino a questo momento la parola pareggio, 3 vittorie e 3 sconfitte. 18 i gol fatti, 22 quelli subiti. Ed è sulle note dell'inno della Serie A che ci apprestiamo ad entrare in campo con le squadre che si preparano gli ultimi momenti di riscaldamento per poi scendere in campo. Parliamo un po' di quelle che sono invece le situazioni dal punto di vista dei roster, perché in casa Meta Catania sicuramente va a pesare l'assenza del capitano Carmelo Musumeci. In casa Savia Testa Mantova, nel presentare la partita, il direttore generale Cristiano Rondelli ha parlato di 2 piccoli infortuni, ovvero a Leleco uno stiramento in coppa e Wilde che invece una distorsione alla caviglia. Dovrebbero essere entrambi, sono sicuramente entrambi in distinta, ma nel mettere le mani avanti il DG ha voluto specificare che non si rischierà nulla, perché non sono gare come questa del Pala Catania a dover essere pesanti all'interno dell'economia di una squadra come Mantova, che ha come obiettivo la salvezza, e concluso il giro invernale la settimana prossima contro Napoli, poi inizierà delle gare un po' più abbordabili contro squadre sulle quali, sempre citando il DG del Mantova Cristiano Rondelli, bisognerà fare la corsa, come ad esempio Pomezia, che sarà l'avversaria della 10ª giornata. E nel chiudere insomma l'intervista del prepartita ha anche detto che con attenzione, con i dovuti limiti, ma c'è la volontà di andare ad allungare un po' la rosa del Mantova, che intanto in cascina ha già messo 9 punti, che per una squadra che ha come obiettivo la salvezza nelle prime 7 giornate di certo non è un brutto bottino. Come detto, l'ultima gara giocata è il 31 di ottobre contro Eboli, sconfitta 7-4 al Pala Schweitzer, un primo tempo chiuso 3-1. Sicuramente alla distanza poi i campani hanno avuto qualcosa di più. Per quanto riguarda invece la Meta Catania, l'ultima sfida anch'essa giocata contro Eboli, una sfida ad altissima classifica che balza il sorpasso ai siciliani, vittoria 4-3 al Palasele con doppietta di Bocao, gol di Pulvirenti e Podda, e prima ancora il 4 di novembre la vittoria per 4-0 contro la Pirostigeno Cosenza. E poi c'è stata ovviamente la parentesi Champions League, proprio giocata qui al Pala Catania, di cui avremo modo di tornare sulla clamorosa beffa, lasciatecelo dire, che ha subito la Meta Catania, non per colpa di nessuno ovviamente, però essere eliminati dal girone a causa di un cartellino giallo, insomma, è qualcosa che non si vede spesso, ma è il momento di
cominciare. Il fischio dell'arbitro fa sì che il Slavia Testa Mantova possa giocare il primo pallone, ma il lancio lungo non può trovare Taurisano. Ecco subito Siqueira che esce dai pali e costringe la prima linea di Mantova ad abbassarsi, ma 4 secondi col pallone tra i piedi secondo il direttore di gara, quindi infrazione commessa dal portiere ex all'84. Mascherona, Misael, Donadoni, vediamo proprio quel numero 10, la battuta del calcio di punizione. Recupera però il pallone Bocao, Podda decide di tornare sui suoi passi e allargare. Donadoni ha un po' di spazio da prendere perché Bocao lo aspetta al di qua della linea di centrocampo. Mascherona sulla parallela, non riesce a trovare il compagno. Subito colloquio, lo vedete, tra Donadoni e Milella, chiede di abbassarsi un po' per suggerire uno scarico più facile al compagno. Eccolo Donadoni. Entra il gioco, gli riesce Misael, attenzione. Poi guadagna anche una buona rimessa laterale. Quindi Mantova che avrà l'occasione di sfruttarla. Mascherona non trova alcuna deviazione, quindi sfera che si spegne sul fondo. Sacon va a allungare subito il campo. Bene la palla per Podda che calcia da lontanissimo, era stato Brunelli a servire il compagno. Per Brunelli 2 gol in campionato, sono invece 3 quelli di Podda. Taurisano non arriva sul pallone, Donadoni poi vorrebbe servire Mascherona, se non erro, no, così è, ma il passaggio di Felipe Donadoni non è preciso per quanto riguarda Podda. Ha parlato proprio nella prepartita il numero 2, ma seguiamo qui Siqueira che trova la linea di passaggio per il compagno. Sacon poi forse tornerà da Podda, così non è. Bocao, buono il tocco di prima per Brunelli che consente al numero 11 di tornare da Bocao. Podda isolato, la sua situazione, pardon. Poi Bocao va a calciare e qui il numero 14 non arriva benissimo su un pallone che forse poteva essere sfruttato un po' meglio. Casassà, Taurisano si gira e poi passaggio rischioso ma che trova il compagno, altrettanto rischioso questo di Mascherona. Podda sul sinistro, va verso la porta, interviene Casassa. Brunelli infatti dice mettimi questa palla a rimorchio. Rivediamo proprio dal replay la situazione. Qui Brunelli alla fine non aveva lo spazio per ricevere questa palla. Sacon va a calciare, si immola Donadoni per tornare all'azione di un attimo fa. Sarebbe servita più una mezzaluna e poi l'attacco al dischetto del rigore da parte del numero 11 che invece ha preferito lasciare il tiro al compagno, che adesso può servire Sacon. Attenzione al quasi recupero da parte di Taurisano che sprinta, sarebbe voluto arrivare sulla sfera che però è uscita. Siqueira alza, non può arrivare Podda sulla sfera, complice l'anticipo di Mascherona di testa. Se ne sono andati quasi 3 minuti al Palacatania. Sarà Podda a rimettere in gioco il pallone tornando dal suo estremo difensore. Stavolta ha lo spazio per andare da Brunelli. Sfera non semplicissima da agganciare. E infatti si va in rimessa dal fondo. Campo per Wilde. Mascherona. Donadoni attaccato alla profondità. Misael. Pardon.
il contrario, era Mascherano ad aver attaccato la profondità e Misael che lo ha cercato con il lungo lancio e qui Casassa fa andare in porta il rilancio con le mani di Sichera. Ricordiamolo, per chi fosse neofita del futsal è una situazione che non può ovviamente portare al gol, deve esserci una deviazione oppure il portiere può tirare, ma quando ottiene il pallone, ad esempio parandolo o da un retropassaggio di testa o petto o coscia, insomma non piedi di un compagno, quando la palla è a tutti gli effetti attiva, cosa che si vede ad esempio molto spesso in situazione di portiere di movimento. Qui il pallone non riesce a tagliare il campo, ma c'è un fallo, sì, della Meta Catania, ma essendo l'intervento un gioco pericoloso la punizione deve essere di seconda, direi. Dentro Cabeza per Mantova. Misael si muove, Wilde non può ricevere l'anticipo da parte di Maurizio Silvestri. Oggi fascia da capitano per lui. Non può arrivare a destinazione questo passaggio di Mascherona. Turmena quindi ringrazia e rimetterà in campo Podda e Turmena in campo insieme, con Podda che è colui che deve sacrificarsi sul lato di campo che non gli consente di rientrare sul piadeforte. Turmena l'1 contro 1 con Wilde, qui c'è un vantaggio fisico per il numero 17, attenzione a Cabeza che subentra, Podda contro Wilde anche lui. Silvestri. Attenzione al recupero, Cabeza, Wilde di prima, buona palla per Mascherona che può calciare, Sichera. Primo tiro in porta del match anche per Mantova, ma la palla ancora in gioco. Silvestri che deve difendersi dall'attacco dell'avversario. Guadagna un calcio d'angolo. Quindi alza il pallone, va a calciare Cabeza. Ha toccato Pulvirenti, direi. Così è, infatti qui rivediamo l'occasione, grazie ovviamente alla regia per la contezza con la quale ci ripropone il replay. Qui la maglia di Mascherona si allunga un po', ma è ancora il numero 11 dei mantovani a cercare il compagno, ma Misael non trova a sua volta lo specchio della porta. Turmena, Podda, Silvestri da Pulvirenti per Turmena, l'1 contro 1 favorevole al 17 contro Wilde che è l'avversario cercato. C'è però subito la preventiva, ma Wilde con esperienza e forza di volontà non si fa sorprendere, chiudendo sul piede debole di Turmena. Dentro anche l'Eleco e Caichi de Olivera, quindi i due in dubbio da bollino giallo in casa Mantova. Intanto vanno in campo qui Pulvirenti. Aveva trovato un po' di spazio per calciare. Buon blocco da parte di Giulio Musumeci, che insomma è un giocatore che è entrato stabilmente all'interno delle rotazioni della Meta Catania. Qui fa un contromovimento che mette in difficoltà Turmena, ma fino a un certo punto, perché uno con la qualità nei piedi di Turmena andare in difficoltà, noi comuni mortali andiamo in difficoltà, non Turmena. E qui il cambio fatto con i tempi forse non eccezionali da parte della panchina di Mantova. Sichera ha spazio, il 28 per il momento non lo attaccano,
Adesso va Caio De Oliveira, poi deviazione ancora, Meta Catania in possesso. 14:21 sul cronometro del primo tempo, gara che sta scorrendo con un buon ritmo e già con un'occasione da una parte e dall'altra. Quella di Mantova sicuramente un po' più ghiotta. Qui recupero con Kaique Cabeza, su di lui Turmena vorrebbe lanciare, non ci riesce, attacca in 1 contro 1, serie di finte, Cabeza poi va a calciare, larga la sua conclusione e Turmena che dà il cambio a Michele Podda. Trova sulla parallela Brunelli. Palla alzata, c'è arrivato bene Brunelli, arriva anche il fallo e l'ammonizione per l'Eleco. Rivediamolo. Interviene l'Eleco, impedisce a Brunelli di quantomeno provare ad arrivare su un pallone un po' defilato. Giallo che ha il primissimo fallo della partita. Condiziona sicuramente il capitano del Salvia Testa Mantova. Sul pallone Brunelli e Podda, vicino a Sacona, dall'altra parte Bocao. Sì, è proprio il piede sinistro di Leleco che va a agganciare l'avversario. Qui Podda va dentro da Brunelli, palla che però diventa buonissima per Casassa. Cabeza, il blocco di Caiche. Cabeza, il numero dell'88, ancora in mezzo a due, poi vuole esagerare e qui Podda viene fermato regolarmente. Tocca anche con un braccio Podda, ma non è irregolare il tocco, e col sinistro poi non riesce a servire Bocao, che avrebbe avuto un'autostrada verso la porta di Casassa, tant'è che si riprenderà con una rimessa dal fondo per l'ex portiere dell'Acqua Sapone. Caiche forse un po' troppo vicino sulla battuta di Ceccato Brunelli, ma l'arbitro va a redarguirlo. L'Eleco vorrebbe tagliare il campo e poi non una brutta idea di Caiche, che trova la deviazione e la rimessa laterale. Cabeza schiacciata la difesa della Meta. Cabeza Sacon, Cabeza tiene vivo il pallone, calcia e toglie le ragnatele dal 7 della porta, difesa da Siqueira. È 1-0 Mantova con questo grandissimo gol di Cabeza, che vince un rimpallo e poi bisogna calciare così. Eccolo qui, bravo, determinato e anche fortunato a vincere il rimpallo. L'aiuto di Podda non arriva con i tempi perfetti e poi non ci fanno vedere dove la palla va a infilarsi alle spalle di Siqueira. Letteralmente imparabile. Vantaggio ospita il Palacatania. Qui Misael su Brunelli nel duello tra numero 11 che premia quello del Mantova. Eccolo qui, il gol di Cabeza. Podda tentenna un po' in questo close out fondamentalmente, e poi il destro di Cabeza è una delizia. Una prima metà di prima frazione equilibrata viene sbloccata da una giocata, da un rimpallo vinto. Diciamo che la Meta aveva abbassato tanto la prima linea e quindi poi se perdi l'1 contro 1 in quella situazione di campo, il giocatore calcia da una posizione favorevole. Vediamo se Siqueira lo fa. Un portiere che ha già segnato 2 gol in campionato, è a tutti gli effetti un'arma offensiva della Meta e questo tiro ne è la dimostrazione. E Casassa fa una parata a cui in presa diretta non avevo dato l'importanza che il replay mi ha consentito, insomma, di attribuirgli poi in seconda battuta.
Qui va a dire qualcosa a Mascherona Casassa, chiamato a chiudere Sacon. Qui Podda e Casassa, ma Donadoni si lamenta, ma rivediamo perché si lamenta. È a tutti gli effetti lui che deve andare a prendere questa palla, insomma non ho capito quale fosse il misunderstanding con i compagni. Qui ancora Siqueira, Mascherona gli deve dare attenzione. Bocao, Podda all'1 contro 1, la sfera non è uscita, dice l'arbitro, la preventiva di Taurisano premia. Poi Casassa, va giù Brunelli che non accenna neanche una protesta perché l'intervento del 17 è perfetto. Mascherona, palla lunga, recuperata, quindi neanche lunghissima, si lotta, ancora Sacon, interviene Taurisano che ha spazio, Taurisano, c'è da servire Donadoni, la palla viene chiusa da Podda che giustamente esulta perché fa davvero un ottimo intervento che consente alla meta di salvarsi. Rivediamolo, eccolo, interviene Podda con i tempi giustissimi e poi credo esatto sia arrivato il time out chiesto da Mantova per disegnare qualcosa in virtù di questo calcio d'angolo. Si torna in campo, 11:58 sul cronometro del primo tempo, calcio d'angolo, Donadoni va dentro, insomma non lo schema della vita per il Xavier Testa Mantova. Messa laterale affidata a Giulio Musumeci che va da Siqueira che va a lungo, anticipo di Mascherona, si torna da Turmena, può toccarla per il suo estremo difensore che guadagna nuovamente campo. Attenzione ai secondi che stavolta non scadono. Turmena e Siqueira deve fare anche il blocco sull'avversario per permettere al compagno l'avanzata e poi buon pallone di Giulio Musumeci per Pulvirenti che non ha trovato il tempo giusto per l'aggancio, insomma è andato a tagliare bene il campo. Misel, Donadoni, buona pisata e l'attacco della profondità da parte di Taurisano. Questa volta il rimpallo favorisce la meta Catania. Musumeci, non è uscita la sfera, anzi sì, dice il direttore di gara. Non mi pare neanche lamentarsi più di tanto Pulvirenti. Cambio dentro Cabeza, fuori Taurisano ed è proprio l'88 il destinatario teorico di questo suggerimento che però non lo trova. Siqueira prende spazio, Siqueira, Casassa e poi arriva a calciare Silvestri. Casassa, seconda parata importantissima della partita del 17 che evita il pareggio della meta. Ancora 1-0 Mantova, calcio d'angolo, arriva però a calciare Turmena, ma che gol ha fatto Turmena? Al volo di sinistro, coordinazione splendida dell'ex Napoli, è 1-1. E godiamoci il replay di questo gol. Calcio d'angolo battuto da Pulvirenti e Turmena conta i passi e la mette dove francamente Casassa non può niente, può solo applaudire in questo caso. Era stato determinante già 2 volte il portiere di Mantova
questa volta da fare c'era veramente poco. Siqueira lungo, riesce a prolungare Pulvirenti e poi Musumeci arriva su Casassa commettendo fallo. Vorrebbe addirittura un cartellino in Mantova. Casassa la botta la prende come. Donadoni. Qui Cabeza, ma il fallo è suo, dice l'arbitro, nel gioco degli agganci tra Cabeza e Silvestri. Palla lunga per Pulvirenti, che nel primo controllo forse avrebbe potuto fare qualcosa di più per tenerla, anche secondo me ha ragione l'arbitro, e la sfera della Saviatesta Mantova. Casassa lungo per Cabeza tra le maglie nere. Mascherona torna ancora da Cabeza che la mette giù splendidamente. Il tocco da parte di Silvestri, l'arbitro giudica regolare l'intervento, ma la palla evidentemente non è stata toccata dal capitano di giornata della meta Turmena. Vuole andare proprio da Pulvirenti, Mascherona, Casassa di prima, allontana, ma non può trovare compagni, trova soltanto Siqueira. Turmena 1 contro 1, Turmena su Donadoni, deve tornare indietro il 17. Ancora sul sinistro Turmena va a calciare, c'è stata la deviazione di Casassa, ancora provvidenziale, calcio d'angolo insomma. Quando Turmena decide di accelerare, lo sai che andrà lì, ma fermarlo resta complicatissimo. Musumeci, la palla diventa buona proprio per Turmena, Casassa esce e può andare a servire Mascherona, sul quale però arriva Pulvirenti, pardon, Misael si gira, il numero 10. Abbastanza complicato distinguerli. Cabeza contro Pulvirenti, vuole cambiare campo. Audace e coraggioso questo passaggio per Wilde, neanche troppo sballato, ma insomma un Mantova a discapito delle premesse che vedevano 2 infortuni comunque importanti all'interno delle rotazioni della Saviatesta, sta tenendo bene il campo qui al Palacatania contro la capolista. Si era mosso Bocao, poi Siqueira deve andare avanti il pallone, l'ultimo tocco è di Pulvirenti, che non vuole però far ripartire velocemente Mantova, dentro anche Caiche de Oliveira. Cabeza stavolta scende a giocare, cambia bene campo per Wilde, lo fa di nuovo per Cabeza, si muove Mascherona e poi Cabeza che è l'uomo più arretrato, ancora si schiaccia Catania. E poi Cabeza non riesce a tenere in campo il pallone, dentro Sacon al posto di Musumeci. Quindi una prova ordinata per Giulio Musumeci. Siqueira, su di lui esce Caiche, trovato bene, Podda, la porta è vuota, Casassa arriva ma non è finita, Sacon va a calciare e si immola Cabeza. Bravo qui Casassa a leggere in anticipo l'idea di Podda, liberato bene, vediamo come dà questa palla Podda, leggermente arretrata, ma andiamo a cercare proprio il pelo nell'uovo mentre resta a terra Cabeza, non una scena felicissima lato Saviatesta. Rivediamo, bravo qui Bocao a orientarsi col corpo, perché la palla gli arriva da una direzione e lui la deve smistare dalla parte praticamente opposta, quindi bravo a orientarsi col corpo
per facilitare e soprattutto velocizzare il passaggio. Anche in questo caso viene trovato Podda, che vorrebbe riproporre la stessa azione di un attimo fa con Pulvirenti, che si lamenta per un contatto leggero, ma il contatto c'è. Il contatto c'è. Non da mani nei capelli, però non cade da solo. Nuovo Leleco in campo. Anche Wilde che vuole andare subito in verticale da Kaike. Sakon. Sì, che era su di lui, va Wilde, Pod ancora lasciato da quella parte. E insomma, sembra chiara anche l'idea di Mantova, che quello è il lato che viene concesso un po' più facilmente alla meta. Qui palla recuperata da Taurisano, che vorrebbe rientrare sul destro, non si riesce. Podda di testa, Sakon si era lungo con le mani, Casassa che svetta su Brunelli. Sakon da Podda all'1 contro 1 con Taurisano, le più lunghe per il suo avversario. Sakon attraversa il campo, palla al piede e poi è bravo a trovare la deviazione di Kaike. Ha iniziato già a contare l'arbitro, inquadratura per Mr. Wanra. Bocao. Podda adesso ha iniziato a premere stabilmente col piede sull'acceleratore la meta. Podda. Interviene Wilde. L'ultimo tocco pare essere il suo. Tra i convocati c'è anche Thomas Drowski, che fino a questo momento non ha messo piede in campo. Una rotazione quindi a 8 giocatori di movimento per la meta. Fino a questo momento qui Leleco non è precisissimo nel servire il compagno. Sfera riconsegnata alla meta, che aumenta la pressione. Silvestri si gira e torna dal suo portiere, che guadagna metri. Vediamo se riproverà la conclusione. No, si ferma. Podda deve recuperare, Ceccato. Podda va in porta, Casassa attento. 6:22 all'intervallo. Eccolo il sinistro di Podda tra le maglie della difesa. Non trova impreparato il portiere avversario. Ceccato, hai fatto tutt'altro movimento Leleco. Brunelli, posizione un po' insolita per lui. Podda, deviazione. Casassa non può evitare il calcio d'angolo. Viene immediatamente chiamato lo schema da Podda. Palla per Brunelli. Non ce la fa più Casassa. Ha proprio chiamato il cambio. Qui Brunelli per poco non trova la porta, ma sembrava che Casassa avesse fatto ampi cenni alla panchina, ma evidentemente può proseguire il gioco l'estremo difensore. Turmena, tornato in campo un giocatore che fin qui decide il pareggio. Il rimpallo vinto da Musumeci, e questo è un golasso di Musumeci. Con la punta del piede destro si libera sull'automancino e fredda Casassa. Rivediamo la giocata. Bravo, è anche fortunato in questo caso nel rimpallo. Poi la conclusione forse deviata da Cabeza, ma veloce nel pensiero Musumeci.
E il Mantova, dopo una buona prima metà di primo tempo, adesso si trova sotto perché si è consegnato un po' alla meta. Attenzione qui alla palla che Mascherona era riuscito a mettere dentro, però non rasoterra. Turmena, l'autogol di Cabeza, sfortunatissimo il Mantova. L'autogol di Cabeza per il 3-1 della Meta Catania. Era riuscito a intervenire questa corsa e recupero sacrificandosi, e questo 3-1 imparabile per Casassa l'intervento del compagno. Questo 3-1, per quanto visto nel primo tempo, forse è un po' pesantino per Mantova. Bisogna aspettare per riprendere le ostilità. Attenzione, qui ancora Musumeci che si era quasi liberato di Kaique. Mascherona. Palla recuperata, Musumeci ha tagliato Brunelli, decide di ripartire con calma, di abbassare il ritmo perché esigenze di accelerarlo non ce n'è. Musumeci si difende da Mascherona. E poi Casassa, anche lui da Mascherona. Augusto ceccato per Mascherona, che protesta con l'arbitro, voleva l'ultimo tocco avversario. Adesso Meta che, come vedete, sta abbassando anche i tempi di battuta delle palle inattive, quindi è entrata in modalità controllo la Meta Catania. Campo Donadoni che insomma cerca di suonare la carica per i suoi, che ricordiamo erano passati in vantaggio col gol di Cabeza. E poi l'1-2-3 della Meta Catania. Qui palla che è uscita secondo l'arbitro. Il 5 tra Cabeza e Turmena. Palla alzata e Silvestri bravo a anticipare. Adesso un 2 contro 2. Musumeci ancora va intelligentemente da Turmena, la palla ancora buona. Attenzione, Turmena, due sono troppi. Cabeza, vediamo se riesce a servire il compagno. Cabeza, c'era Donadoni tutto solo sulla sinistra, non lo serve. Silvestri torna indietro da Sichera. C'era Donadoni che avrebbe poi potuto recapitare più comodamente il pallone al compagno. La sfera viene toccata per ultima da Musumeci. In questo caso da Giulio Musumeci, che lascia in campo, perché lo vedete con la maglia numero 74 c'è anche Mario Musumeci, che adesso va a pressare Donadoni. Alzato il pallone Taurisano, non ritorna proprio al 19. Comunque Mantova che ha provato a architettare un'azione di gioco importante. Mascherona, vediamo se va a lungo, ci prova l'anticipo e per poco la palla non torna buona per Mario Musumeci. Donadoni, allargata la sfera, Taurisano. Donadoni, Mascherona, che non trova di nuovo Taurisano. Mantova adesso un po' scollato, anche un po' demotivato probabilmente
Reazione di Meta Catania, qui la palla non arriva a Taurisano. Misael è l'ultimo, o meglio è colui che ha cercato di servire il compagno. L'ultimo tocco è della Meta, si vuole andare ancora da Taurisano, rimessa dall'altra parte per Savia Testa Mantova. Donadoni, blocco di Mascherona per Donadoni, che poi vede il pallone allontanarsi direttamente per Casassa, spara alla porta Taurisano, va a contrasto, ne esce vincitore Bocao, poi Donadoni, ma è falloso l'intervento di Taurisano secondo l'arbitro. Gioco che viene quindi fermato Bocao. Podda, Podda ancora cerca la giocata, interviene però la difesa mantovana quando stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti del primo tempo. Si gira Sakon, va a calciare sul secondo palo, c'era Musumeci, l'intervento di Mascherona salva dal 4-1 Mantova, che sul secondo palo era appostato Mario Musumeci, quindi deve andare in rimessa laterale per non correre rischi Taurisano. Poi lascia il campo a favore di Wilde per questi ultimi 2 minuti. Palla qui recuperata, vediamo che non ci possa essere un ultimo sussulto nel primo tempo da parte di Mantova. Inquadratura per Mario Musumeci, l'1 contro 1. Wilde aveva ricevuto il pallone da Misael, è andato a calciare il 13, la deviazione di Musumeci, calcio d'angolo per Mantova. 1-17, palla alzata, Wilde calcia ma non trova la porta, sfera che viene riconsegnata a Siqueira. Seconda, Podda, che era lunga per Musumeci, che però era andato da tutt'altra parte. Pardon, Pulvirenti era andato a sostituire il 74. Qui palla regalata alla Meta Catania, ultimi 50 secondi, 51 pardon. Buona uscita qui di Siqueira, spazio per Sakon, palla complicatissima che Pulvirenti tiene in campo non si sa come. Bocao, Podda, vediamo se calcia, sì, il 2, palla ancora buona, anzi no, è uscita adesso. Mascherona, palla lunga sulla quale arriva Wilde, insomma con 26 secondi da giocare Mantova ha una cartuccia da giocarsi, ma la palla di Wilde per Donadoni non è controllabile facilmente dal numero 8 e quindi il possesso cambia ancora. Bocao, Podda, si porta sul sinistro Podda, va a calciare, la palla ancora lì, Mascherona, ma un'altra parata di Casassa. Podda, è finito però il primo tempo, 3-1 per la Meta Catania. Mantova che è andato in vantaggio con il gol di Cabeza e poi Turmena, Giulio Musumeci
e l'autogol di Cabeza portano il risultato a favore dei padroni di casa. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi torniamo per la ripresa qui dal Palacatania.
Ed è sulle note di Rihanna che rientriamo al Palacatania per il secondo tempo della sfida tra i padroni di casa e il Saviatesta Mantova. 3-1 a favore della squadra di Warra dopo l'iniziale vantaggio siglato dagli ospiti con Cabeza e poi le reti di Turmena, Giulio Musumeci e l'autogol sempre di Cabeza portano il risultato all'attuale 3-1. Messa laterale che porta nuovamente a toccare Siqueira, però sbaglia. Il tentativo da parte di Cabeza che non è d'accordissimo con l'arbitro e fa volare qualche parolina di troppo, poi si capiscono i due, non volano cartellini, ma ha rischiato grosso l'88. Bocao, Pulvirenti, perdona, era Sacon, l'attacco alla parallela da parte di Brunelli. Non può arrivare sul pallone il numero 11, sfera che termina in rimessa laterale. Cabeza, lungo lancio sul quale arriva proprio Cabeza, pardon, era stato Caiche a lanciare, qui palla ancora per Brunelli, arriva Podda, Brunelli, si intralciano i due, poi Mascherona, l'ultimo tocco di Mascherona. Secondo il direttore di gara Bocao va a dire qualcosa al suo portiere, che infatti viene chiamato alla giocata. Lo schema bello per Podda col pallonetto, parte alta della traversa, dovrebbe essere stata, ma come ha giocato questa palla inattiva alla meta, questo tocco di Bocao è bellissimo, bellissimo, a liberare Podda e eludere l'intervento in anticipo dell'avversario. Qui il tunnel, follia da parte di Caiche. Bocao anticipa, Podda predica calma e torna infatti da Siqueira. Bocao anche lui con una serie di tocchi. Io vi ricordo che il canale YouTube della divisione è la casa del futsal italiano. Iscrivetevi al canale per non perdervi neanche uno degli incontri della serie di futsal targata quinto. Qui il recupero, Mascherona, è un 2 contro 2, sta arrivando Bocao, Cabeza è rientrata, qui la difesa di Meta Catania, Cabeza, bravo Sacon a arrivare sul pallone, non può evitare però la rimessa laterale. 18-15 ancora da giocare, è iniziato da 1 minuto e 45 il secondo tempo, ancora 3-1 per i campioni d'Italia. Mascherona va dentro, colpo di tacco di Cabeza, è andato vicino ad un gol assurdo l'88. Il fallo su Podda, che insomma ha parlato nel prepartita, ha parlato di un periodo di slancio per la Meta, che ricordiamo ha superato la Fel di Eboli la settimana scorsa, e anche personalmente ha parlato di un buon momento nel quale si sente bene e vuole continuare a dare il suo contributo alla squadra, dove sta crescendo il feeling con i nuovi acquisti. Adesso però è il momento di far entrare Turmena, il cui primo lancio a tagliare diagonalmente il campo da destra verso sinistra non trova il compagno. Si torna da Caiche in mezzo a due, attenzione Caiche, la giocata di Caiche che trova Cabeza, ma Siqueira è bravissimo a leggere in anticipo le intenzioni di Caiche, altrettanto bravo nel liberarsi di due avversari sull'out di destra.
E comunque Mantova non getta bandiera bianca, non alza bandiera bianca, pardon. Palla persa qui, anche un po' banale di Caiche. L'ultimo tocco è di Cabeza, dopo che Sacon aveva cercato di tornare indietro da Bocao, che sarà il destinatario di questo passaggio. Così è. Siqueira si alza il portiere. Palla scodellata di petto, Brunelli per Sacon, rimessa dal fondo. A lungo Casassa, palla che viene deviata, c'è il calcio d'angolo, quindi Caica ha già chiamato lo schema. Olivera, palla recuperata da Turmena su Olivera, Caiche che poi lascia il campo. Un paio di sgasate, un paio di accelerazioni hanno provato a creare scompiglio nella retroguardia dei padroni di casa. Mascherona, Donadoni deve cercare di allungare il campo, ma più atta a non rischiare sul pressing avversario che a cercare un compagno in avanti questa palla. Siqueira, Silvestri per Giulio Musumeci, Turmena va a calciare, Casassa non blocca ma va in rimessa laterale, andrà a battere Pulvirenti insieme a lui in campo. Silvestri, Giulio Musumeci, Turmena era l'ultimo che mancava al mio elenco, infatti va a calciare e impegna ancora una volta Mirko Casassa. Qui palla che viene messa fuori solo per un attimo, poi Musumeci viene tallonato, attenzione, palla che torna però a Caiche, blocco su Turmena da parte di Silvestri, che poi si apre per ricevere, torna indietro la Turmena. Ancora l'uno contro uno con Taurisano, scappa sul sinistro, poi Turmena, fortunato sul rimpallo, Mario Musumeci, vediamo se torna da Turmena, no, adesso sì, va a calciare col destro stavolta e poi Musumeci si tiene stretta la rimessa laterale, cambio dentro Wilde, fuori Felipe Donadoni. Sono andati quasi 4 minuti nel corso del secondo tempo, ancora in avanti la Meta Catania con questo pallone che torna poi a Pulvirenti che cerca un numero, Lezioso, poi quasi recupero, Misael, palla però centrale a metà tra Taurisano e Misael, Pulvirenti va duro, Mascherona, Silvestri, Turmena va dentro da Pulvirenti che viene messo giù, non c'è fallo, dice l'arbitro, Turmena tiene la rimessa laterale, insomma si lamenta perché avrebbe voluto un fallo il laterale della Meta. Turmena contro Wilde, vuole andare a contrasto il veterano, però rimbalza su Turmena e poi attenzione a Taurisano che si ostacola con Mascherona. Turmena ha un mirino al posto del piede sinistro, proprio la traversa a dire di no alla doppietta di Turmena, ma ha questa capacità, non credo che farà deviarla Casassa, anzi sì, l'ha toccata Casassa, clamorosa parata. Allora se avremo ancora occasione di rivederla, allora è un paratone di Casassa. Wilde rischia di perdere il pallone, tiene Turmena che col tacco poi per poco non trova Pulvirenti al centro dell'area, lungo pallone per Misael che vorrebbe servire Wilde e poi blackout al Palacatania.
Si continua a giocare però. Mi pare che gli arbitri vogliono far giocare. E fanno giocare alla grande. Il problema che è solo però su quel lato, che è quello dove attacca Mantova. Vedremo se e tra quanto verrà risolto questo problema. Insomma, giocare con l'illuminazione diversa sulle due metà campo è scomodo, ma più che altro è iniquo. Qui viene messo giù Michel faccia a faccia con Kaiker, ha messo fuori il pallone, non se n'era accorto Pulvirenti, che infatti va a chiedere scusa, doveva battere velocemente. La palla non viene restituita a Mantova. Anticipo qui di Ceccato. Si avventano per prendere il pallone i giovani tifosi della meta. Pino Milella però si lamenta perché vorrebbe la luce, ma hanno ragione quelli di Mantova, perché se l'illuminazione fosse scarsa su tutto il campo sarebbe scomodo, ma ci troveremmo in una condizione di equità tra le due squadre, no? In questo caso Mantova attacca al buio. Anche i due allenatori battibeccano in questo caso. I due capitani vengono chiamati al rapporto. Credo che sia stato chiesto a entrambi se volessero continuare o meno a giocare. Si continua a giocare con una metà campo al buio. Così mi pare che, anzi no, la situazione non è stata al momento ripresa. Podda va a calciare di sinistro, mediazione ancora di Casassa, parata di Casassa, qui palla che viene fatta uscire da Silvestri e chiude bene il suo palo estremo difensore. Silvestri si deve immolare Ceccato. Se ne sono andati praticamente 6 minuti.
Siamo tornati in presa diretta dal Palacatania di Mantova, pardon, contro Mantova. Qualche problema dal punto di vista tecnico per la nostra diretta, di cui ovviamente ci scusiamo, ma la situazione al Palacatania non è delle più semplici dal punto di vista delle connessioni. Siamo ancora 3-1 a favore della Meta Catania, che qui perde il pallone con Bocao. Il tentativo di andare sulla destra per Podda. Caiche. Bisogna battere nuovamente la rimessa laterale, ma questa volta sarà a favore della Meta Catania con Podda, che trova Brunelli, palla che si alza, Leleco la spedisce lontano, Podda prova a palleggiare, poi Cabeza ha l'opportunità di subentrare, ma non ci riesce, poi scherzano i due compagni all'84. L'anticipo da parte di Ceccato. Sacon in mezzo a 3, l'ultimo tocco è il suo, va a bloccare Casassa, va a terra Ceccato, ma si gioca dentro Donadoni. Cabeza vuole calciare, questo era un tiro, assolutamente non un servizio per Caiche. Palla alta ancora per Brunelli, lotta con Leleco, l'ultimo tocco è del capitano di Mantova. Palla fuori, Turmena 1 contro 1 con Donadoni. Si muove Bocao per liberare spazio, cambio di gioco e conclusione da parte di Brunelli. Attento Casassa sul suo palo, è stato nominato tante volte oggi Casassa perché comunque tante sono state le sue parate. Qui Turmena va a calciare, largo. Poi un altro cambio fuori dell'eco dentro Mascherona. Mascherona. Palla per Donadoni. Ok, che non può essere servito ancora Donadoni. Si torna indietro da Siqueira. Partita un po' meno emozionante in questo secondo tempo rispetto al primo. Brunelli, slalom. Poi palla per Turmena che voleva tornare indietro da Bocao. Credo però che vada segnalato un fallo, sì, da parte di Donadoni. Infatti va ad autoaccusarsi. Attenzione qui a Brunelli che arriva a calciare
Ancora Casassa provvidenziale, palla alta per il destro di Sacon, che però si coordina molto male nella circostanza, palla che va in rimessa laterale. Mascherona, Donadoni, qui per Cabeza, la palla è uscita però. Palleggia Turmena, ancora cambi dentro Giulio Musumeci. Meta che oltre a Carmelo Musumeci sembra che faccia a meno anche di Draoschi, di Alluca anche, quindi non una rotazione alla massima disponibilità per la meta. Insomma, direi che la profondità del roster consente a War di fare delle scelte e anche di poter superare a qualche mancanza. Sì, va asciugato il parquet, dice Casassa. Bocao ha recuperato il pallone, l'1 contro 1, anzi diventa contro 2. L'ultimo tocco è del numero 4 sull'intervento di Cabeza, che poi ha il pallone, va a saltare l'avversario. Cabeza cerca il tocco sotto, poi arriva a calciare Donadoni, si salva la meta Catania, ma Cabeza aveva fatto tutto molto molto bene. L'ultimo tocco un po' debole, sono potuti arrivare 2 giocatori della meta. Si lamenta Sichera perché non gli viene concesso di asciugare. Cabeza stoppa il pallone, palleggia, si gira e poi vediamo se riesce ad arrivare il replay. Sembra di no. Continua la diatriba tra Sichera e l'arbitro. Il sinistro da parte di Kai che è deviato, quindi calcio d'angolo per Mantova, che ancora non ha la massima illuminazione possibile da quella parte, ma si vede che specialmente quell'angolo è proprio buio. Non arriva Cabeza sul pallone di Kai che sta per abbandonare il terreno di gioco, sì, a favore di Misel con Calves. Sichera non arriva a Silvestri la sfera, anche Turmena lì sull'auto di destra poteva essere uno dei destinatari del passaggio. Cabeza spara alla porta, vediamo come riesce a gestire questo pallone. Per il momento gli viene strappato. Meta Catania ha provato a ripartire. Misael, palla per Mascherona, palla interessante, non precisissima, non arriva il numero 11. 9-23, siamo entrati negli ultimi 10 minuti di questo match che la Meta Catania conduce 3-1 sul Savia Testa Mantova. Sichera
L'anticipo di Donadoni, palla che resta buona, Musumeci e poi Pulvirenti 2 volte, Casassa ancora, la spallata su Musumeci da parte di Misael viene giudicata regolare e Pulvirenti si dispera perché la doppia occasione è stata particolarmente ghiotta e poi portiere di movimento dentro Caiche con la maglia celeste. Misael. Vedete i movimenti a creare superiorità numerica sul lato da parte di Mantova. La porta è vuota, Sichera, vediamo se calcia, sì, con la testa Leleco. Non so se il pallone sarebbe finito in porta, ma insomma Leleco non ha voluto correre rischi. La rimessa laterale è a favore della meta Catania. Sagon. L'anticipo di Mascherona che tiene in campo la sfera e guadagna anche la rimessa laterale che credo conceda a Mantova di schierare nuovamente un giocatore d'attacco in più. Eccolo. Leleco. Misael. Leleco, Caiche ancora da Leleco, attacca adesso con fronte pari. Caiche. Leleco per Wilde, palla che arriva a Donadoni che calcia. Wilde ancora, Donadoni, sarebbe Caiche che può calciare, sfera per Sichera, la porta è sguarnita, c'è Draoschi che torna indietro, la porta è vuota, ancora vuota, vuota e poi Leleco arriva sul pallone, attenzione alla transizione, ma era rimasto totalmente indietro Bocao. In campo Draoschi per difendere sul portiere di movimento, chiamato in causa solo nel momento di necessità. Leleco, Misael, Draoschi, la porta è vuota ancora, vediamo se la centra il 16, no. Lui che è attualmente il secondo per numero di gol in Serie A nella meta Catania, è arrivato a 8 questa sera Turmena, rimane a 5 per il momento Thomas Draoschi. Non aggancia il pallone Mascherona, a duello cercato con Bocao. L'ultimo a toccare è il 14 della meta Catania. Misael. Palla in profondità che però viene deviata. Leleco, 6:30 per arrivare al termine del match. Caiche. Wilde, blocco di Caiche. Palla per Misael. Wilde ancora, 3 linee per Misael che calcia, che parata di Sichera. Che parata di Sichera. A 6:13 secondi. La parata di Sichera. Leleco, torna in campo Caiche, viene superata la pressione, Misael, schierato il portiere
da Mantova, che ha avuto l'occasione per riaprire il risultato. Wilde, vediamo se trova lo spazio per calciare. No, deviazione, calcio d'angolo. Sì, che era già partito con la palla in mano. Però adesso chiamato ad asciugare. Infatti subito Siqueira lì a pungere in questa circostanza. Digli adesso lo chiami lo spazzolone per asciugare, ma te lo chiedevo io no. Misella, Cabeza, Leleco, Caiche, ancora passaggi, Wilde, Cabeza, vediamo se ha un po' di spazio, si calcia, si caera, poi Leleco, alto, ancora un'occasione per Mantova che non la sfrutta, ma recupera un altro pallone, c'è il fallo, dice l'arbitro, lo fischia con un attimo di ritardo, infatti generando questo tipo di polemiche sulla panchina di Mantova, e poi va ad ammonire anche Mascheroni. Vediamo questo calcio di punizione. Turmena. Va lui col sinistro. Palla mi fa sbattere, attenzione a Casassa. Ha preso una botta non indifferente. Il medico dice che è tutto a posto, ma deve uscire Casassa. Rimessa laterale e praticamente ultimi 5 minuti di gioco al Palacatania, ancora 3-1, è successo tutto nel primo tempo qui in Sicilia. Leleco, se c'era spazio, se ci sarà spazio per altre emozioni. Cabeza, Leleco, Wilde, tra le linee Leleco non viene servito, si sta muovendo con eccessiva qualità questo portiere di movimento della Mantova, infatti riconquista palla alla metà. Droschi allarga Bocao, ha fatto un altro tipo di movimento Sacon, un po' ad allungare il campo e si ripropone la stessa situazione di un attimo fa, solo che continuano a scorrere i secondi. Caiche, Leleco, Mantova deve provare a forzare qualcosa e invece trova soltanto la palla per Siqueira che calcia, fa suo il pallone Cabeza e poi Droschi va a pressare perché in porta ci rimane Caiche. Leleco
Cabeza, supera Draoski. Misael. Cabeza. Leleko. Palla ancora per il numero 5. Cabeza, Leleko. Vediamo se calcia Leleko, trova Kayke, Cabeza, vediamo se calcia lui. Alto. Aveva una buona occasione Mantova, ma qui Cabeza non prende bene la mira. Wilde di prima vorrebbe andare da Misael per accelerare le operazioni. Arriva prima a Bocao, poi Draoski da Siqueira. Sakon. Draoski ha ricevuto da Bocao. Accelera il 16 e trova Sakon. Sakon con il tocco sotto. Ha fatto tutto molto bene il numero 20. Solo che non ha trovato lo specchio della porta. 189 secondi alla fine della partita. Sempre 3-1 per la Meta Catania. Aggancia clamorosamente Misael. Insomma, regala al Mantova la possibilità di attaccare ancora con il portiere di movimento, presumo. Blocco proprio di Kayke per la ricezione di Cabeza. Leleko. Leleko. Wilde va sul sinistro. Palla dentro per Kayke 2 volte. Siqueira. Bravissimo, ma il gol qui se lo divora 2 volte Kayke Pulvirenti. Poi Cabeza va addirittura a spingere un po' il numero 6 avversario e Mantova le occasioni le ha avute. Il time out chiesto dalla Meta Catania. Calcio d'angolo 2-27. Silvestri va indietro da Siqueira che poi lancia lungo, colpo di testa di Ceccato. Pulvirenti che riceve il pallone da un piccolo tifoso. Para fuori per Siqueira. Ancora l'angoloncio del 28. Non trova compagni e quindi torna in campo il power player per Mantova. Misael. Kayke. Alza la sfera per Wilde che calcia. Era sul secondo palo appostato Misael solo per deviare. Dovrebbe essere stato Bocao ad allontanare e quindi a salvare quello che era un gol fatto.
1:48, intravede la linea del traguardo la Meta Catania. Vanno riportati, anzi no, viene scodellato il pallone. Tutto buono, Leleco, Misael. Leleco calcia, deviazione, quindi calcio d'angolo sul tiro del capitano. Lui ha avuto uno stiramento in Coppa della Divisione nella gara vinta ai rigori dal Saviatesta. Poi il pareggio 6-6 con l'Energy Futsal. Affronteranno il prossimo turno il Real Sesto, per quanto riguarda invece il Meta Catania, vittoria sul Regalbuto per 6-0. Nel prossimo turno affronterà il Città di Melilli, ma concentriamoci su questa di partita perché Wilde impegna ancora Siqueira, che si carica. Deve fischiare l'arbitro. 1:17. Leleco allarga per Cabeza. Leleco ancora, Misael. Leleco, Cabeza, si alza la pressione di Meta Catania che poi torna però indietro. 1 minuto adesso. Wilde da Cabeza, allarga da Misael. Non l'ha toccata nessuno questa sfera, nella speranza che arrivasse magari una deviazione. Ha calciato Misael, Draoschi, Pulvirenti, Casassa esce, attenzione a Casassa, Pulvirenti se ne stretta la rimessa laterale e direi che se non è game, set e match ci siamo molto vicini per la Meta Catania, che qui però commette un'ingenuità. Leleco, Caiche, palla che torna al 25, calcio d'angolo. Comunque vuole provarci fino alla fine Mantova. Leleco calcia lui, largo, e direi che qui si chiudono le speranze dei giocatori di Pino Milella, che la Meta Catania vince questa partita 3-1, dove accade tutto nel primo tempo. Iniziale vantaggio di Cabeza aveva illuso il Saviatesta Mantova e poi il pareggio di Turmena, la rete di Giulio Musumeci e l'autogol ancora di Cabeza. Qui pressione, 8 secondi, tocco di testa, Pulvirenti, Casassa deve intervenire ancora e poi Misael, Siqueira, ma è finita qui. La Meta Catania consolida il primato, arriva a quota 19 punti, sesta vittoria in campionato, diventano 33 i gol fatti. La prossima gara sarà contro Napoli venerdì 28 novembre. La prossima Meta Catania osserverà il turno di riposo. Per quanto riguarda invece Mantova, la prossima giornata, quella dove Catania riposa, arriverà la sfida a Napoli al Palace Schweitzer. Per me è stato un piacere raccontarvi questo incontro vinto 3-1 dalla Meta Catania. Da Lorenzo Poliselli, una buona serata.